A te l'Apostola, capitolo 22. O discorso ai Giudei e Gerusalemme. Frate e padre, sentite quello che sto per dire per difendere innanzi a voi. Quando sentete che si è messo a parlare innanzi a loro in lingua ebrea, si stettano più zitti prima. E Paolo continua a parlare a loro dicendo: io sono ebreo, sono adattarsi in da Cilicia, ma sono cresciuto in da questa città, e Gamaliele è stato un maestro mio, e mi ha imparato a mettere in pratica tutta la legge dei padri nostri. Sono sempre rimasto fedele a Dio, come siete oggi voi. Io oggi ho contrastato assai questa dottrina nuova, arrestando e mandando in galera uomini e femmine, come può stare sommo sacerdote tutto con legge e l'uomo abbasato. Sono stato loro che mi consegnano le lettere per tutti i frati nostri di Damasco e partito con il progetto di portare come prigionieri a Gerusalemme tutti quelli cristiani che stavano là per castigare. Nella mente camminava, avvicinava alla città di Damasco. Poteva essere mezzogiorno, andrà satta, una luce assai sbrennente, ma ravunai e i carietti in terra e sentiette pure una voce che mi diceva: Saulo, Saulo, perché ti sei messo contro me? E io rispondette dicendo: chi sei, Signore? Tutti quelli che stavano insieme con me che vedettero quella luce, ma non sentettero quello che mi stava parlando. E le dicette ancora: che vuoi che hai già fatto, Signore? E il Signore mi dicette: hai da terra e vai in da città di Damasco. Là ti sarà ritto tutto quello che tu avrai a fare. E proprio perché non ci vedevo più, perché la luce mi aveva fatta bruciare l'occhio, mi mettano a portare a mano e i compagni miei in da città di Damasco. Là non c'era Anania, che era un santariello perché metteva in pratica tutta la legge, era assai apprezzato innanzi a tutta la breia che stavano là. Mi venette a trovare, s'accostai a me e mi dicette: Saulo, fratello mio, guardami. E in quel momento guardai in faccia, in gevrietta nata volta. E Anania mi dicette ancora: o Dio e tutte le padri nostre ti scivito ti fa conoscere il valore suo, perché tu potessi vedere Cristo, l'uomo giusto, e potessi sentire la parola a rinda stessa bocca sua, perché tu è diventato un attestante innanzi a tutto l'uomo e tutte quelle cose che tu hai vedute e sentute. E mo, perché aspetti? Susati e fatti battezzare, così sarai scolpato da tutti i peccati tuoi, in tuo nome Gesù Cristo. Dopo che tornai a Gerusalemme, e veramente stavo priando, avevo una visione. O Signore mi diceva: fa presto, escitene subito dalla città di Gerusalemme, perché la gente che non accetterà l'attestazione tua in cuore a me. E gli dicette: Signore, tutto quanto sanno buono che faceva restare e faceva regnare le mazzate in sinagoga, tutte quelle che credevano in a te. E quando accettano che prete Stefano, che era un servo tuo, io stavo là e accettai la morte sua e mi mettette a fare guardia ai panni che le costavano a cerenne appretata. E tanto essa mi dicette: va, perché io ti voglio mandare assai lontano, ti voglio mandare a fare tutta quella gente che non crede ancora. Un nuovo arrivato, Paolo è cittadino romano. Sino a questo momento tutta la gente stette a sentire senza città. Poi cominciando a luccare forte dicendo: lieva la mezza a quest'uomo, questo non è più degno di campare. E proprio tutta quella folla continuava a luccare, a buttare i mandili loro per l'aria e a buttare paura dentro all'aria. Il comandante comunale che venisse buttato dentro la fortezza, che avesse essere frustata a sangue e venisse guardata. Sperava così essere perché tutta quella gente era così intossicata contro essa. Ma quando l'avevano attaccata, che stregnatura, Paolo dicette a chi lo centurione che le stava vicino: potete voi frustiare un figlio in un romano, che non è stato ancora giudicato? Come sentette questo, centurione corrette subito innanzi al tribuno e le dicette: ma tu che stai facendo? Chi è un romano? Subito che il tribuno si accostava a Paolo e le dicette: dimmi una cosa, tu vero sei romano? Sì, rispondette. Io, per diventare un romano, ho dovuto pagare una somma di denaro assai rossa, le dicette chi lo tribuno. Io invece, rispondette Paolo, sono romano per nascere. E subito quello che avevano frustiato si arrasai in essa. Pure il tribuno si cagai sotto le paure, pensando che Paolo era un romano e essa l'aveva fatta pure incatenare. O giorno appresso volevano conoscere meglio la verità dei fatti, perché Cristo veniva accusato da chi la breia e le facette lui che catene e comandai che si unesse tutte le capre e prievede e tutta la gente al tribunale e portassero Paolo innanzi a loro.